Amici, buongiorno, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica La partita della settimana, che di solito porto il sabato, ma che invece questa settimana sono costretto a portare di venerdì. Perché avevo scelto come partita Parma-Cagliari, e Parma-Cagliari si gioca di venerdì. Perché nel favoloso calcio moderno che fa venire proprio l'acquolina in bocca agli appassionati, le partite si devono giocare dal venerdì al lunedì. E quindi Parma-Cagliari è capitata di venerdì, io avevo scelto questa partita e allora la rubrica scala di un giorno. Chi guarderà questo video fra 2 settimane, un mese, 10 anni dirà: chi se ne frega, avete ragione pure voi. Parma-Cagliari, torniamo indietro di 29 anni, precisamente al 1° marzo del 1997, 22esima giornata di campionato, del campionato 96-97. Il Parma di Carlo Ancelotti prova ad inseguire la Juventus in chiave scudetto. Non ci sarà mai in realtà una grandissima lotta, la Juventus riuscirà quasi sempre a tenere un po' tutto sotto controllo, o quasi. C'era stato un po' di dubbio, di lotta, quando il giorno della Befana il Parma aveva vinto lo scontro diretto al Tardini con un gol di Chiesa su punizione, una papera di Peruzzi, ma il Parma comunque punta a mantenere il secondo posto, perché all'epoca arrivare secondi era come arrivare quarti in questi ultimi anni, quindi la qualificazione alla Coppa dei Campioni l'avevano soltanto la prima e la seconda. Il Parma infatti l'anno dopo disputerà il suo unico torneo di Coppa Campioni Champions League. Dall'altra parte c'è il Cagliari, che aveva cominciato il campionato con l'uruguaiano Gregorio Perez in panchina. Le cose erano andate molto male, Perez era stato poi allontanato e al suo posto era tornato Carlo Mazzone, che aveva conquistato qualche anno prima la qualificazione in Coppa UEFA con i sardi e che invece in quella stagione si ritrova a dover salvare i rossoblù dalla retrocessione. La partita è un po' particolare perché il Cagliari non gioca male, non va a Parma a fare le barricate, ma si ritrova sotto di 3 gol. Segna Thuram, il primo gol in Italia di Lilian Thuram al 16esimo. Per i ragazzini che mi seguono o per i più giovani, o per chi non lo sapesse, Lilian Thuram è il papà di Khéphren Thuram e di Marcus Thuram, giocatori odierni, attuali. Poi arriva la doppietta di Hernan Crespo nel recupero del primo tempo e all'inizio della ripresa, tra l'altro un gol bellissimo in acrobazia, il terzo. Strano che Crespo facesse gol in acrobazia. E poi arriva un'altra doppietta, la sigla il Cagliari, con Tovalieri al 73esimo e all'89esimo. Sono 2 gol che danno un po' di pepe al finale della partita. Tra l'altro, tra un gol di Tovalieri e l'altro c'è pure un calcio di rigore fallito da Chiesa e parato dal portiere del Cagliari, Sterkel. Alla fine il Cagliari prova a pareggiare, non ci riesce, il Parma vince 3-2 la sua partita. Alla fine del campionato il Parma arriverà effettivamente secondo dietro la Juventus e il Cagliari retrocederà in Serie B dopo lo spareggio disputato a Napoli e perso 3-1 contro il Piacenza. Vi faccio vedere rapidamente la pagina del Guerin Sportivo dedicata a Parma-Cagliari. Eccola qui, lo vedete tutto a sinistra in verticale, Parma-Cagliari, eccola. Poi io lo giro perché non so mai dove la telecamera stia effettivamente puntando. Voi mettete pausa se vi volete soffermare su un particolare specifico. E vi faccio vedere anche le 2 squadre dall'album Panini. Questo è il Parma, la rosa del Parma, diciamo la maggior parte dei giocatori del Parma 96-97. E adesso andiamo a vederci pure il Cagliari, prima di salutarci. Il Cagliari 96-97, che sarà l'unico Cagliari degli anni 90 a retrocedere, se si esclude poi il 99-2000, ma lì avevamo già scavallato il 2000. Cagliari 96-97 che torna in Serie B dopo 6 o 7 anni consecutivi in Serie A. Questa è la partita della settimana. Torniamo la prossima con un'altra partita del turno di campionato che si gioca nel fine settimana, appunto, di Serie A, ripercorrendo e ricordando una partita analoga che però si è giocata in passato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e avanti tutta. Ciao!